Radicchio, sempre radicchio e basta, radicchio a Berlino, radicchio in Spagna, radicchio a Helsinki. A Helsinki. A proposito, con l'assessore Trappella abbiamo visto che c'è stata una bufera di neve, vi siete un po' avvicinati. Sorvoliamo. La pizza di Leo con radicchio di Chioggia e IGP. Bene, adesso ce la mangiamo allora. Quindi vediamo, ciao. Quindi complimenti, una cosa bellissima anche oggi. Questa iniziativa tra l'altro rientra nel piano sviluppo rurale, c'è un contributo da parte della Regione Veneto attraverso il piano di sviluppo rurale. Noi siamo in un'associazione temporanea di impresa con l'insalata di Nusia e l'aglio polesano, ci siamo costituiti ovviamente davanti al notaio e vogliamo portare avanti un'attività promozionale a tutto tondo, un'attività promozionale in grado di fornire al consumatore come dire, il meglio del nostro territorio. È chiaro che per favore, continua. È chiaro che bisogna essere insieme, noi cerchiamo di essere insieme, facciamo attività promozionale, oggi come dire, regaliamo sotto l'albero i nostri prodotti, ci dicono dove li possiamo trovare, io spero che la grande distribuzione anche locale, i negozianti anche locali incominciano a mettere sugli scaffali i nostri prodotti, avremo centrato il nostro obiettivo. Noi vogliamo promuovere Chioggia e tutto il territorio insieme con la birra a radicchio, insieme con le torte a radicchio, insieme con le grappe a radicchio, insieme a radicchio essiccato, insieme a radicchio tisana, quindi una varietà di radicchio che possa veramente penetrare la famiglia italiana. Complimenti, visto che siamo qua, a noi cosa ci tocca? Vi tocca il regalino sotto Natale. La pizza da Leo niente? La pizza da Leo a radicchio di Chioggia. Grazie.